I carabinieri del nucleo investigativo di Cosenza hanno arrestato stamani 10 persone accusate di usura ed estorsione. Ampio il giro di affari illeciti svelato dalle indagini, circa 500.000 euro le somme prestate in 3 anni a pensionati, commercianti e piccoli imprenditori ai quali venivano applicati tassi di interesse tra il 10 e il 40% mensile per la restituzione delle somme erogate. Nell'inchiesta avviata nel 2010, che ha portato oggi all'operazione Beta dal soprannome di uno degli usurai, sono coinvolti anche il padre e lo zio di Giuseppe Ruffolo, un pregiudicato di 33 anni ucciso lo scorso anno. La direzione investigativa antimafia di Catanzaro ha sequestrato proprietà immobiliari, auto e disponibilità finanziarie per un valore di oltre 700.000 euro riconducibile a Domenico Campisi, trucidato a colpi di lupara all'età di 44 anni il 17 giugno scorso nelle campagne di Nicotera. Durante le indagini, che hanno riguardato il periodo tra il 1993 e il 2009, il personale della DIA ha accertato una sproporzione tra le proprietà effettivamente avute ed i redditi dichiarati al fisco da parte di Campisi. Manifestazione questa mattina davanti alla sede INPS di Cosenza dei lavoratori della provincia interessati alle deroghe degli ammortizzatori, cassa integrazione e mobilità, che lamentano i ritardi nella corresponsione del reddito da parte dell'istituto. Anche i sindacati, al fianco dei dimostranti, lamentano i ritardi nei pagamenti da parte dell'istituto di previdenza sociale, che raggiungono tempi esagerati, spesso mesi e in alcune situazioni quasi anni. Oggi i lavoratori sono scesi in piazza creando disagi alla circolazione cittadina per far conoscere i problemi che affliggono le loro famiglie. Giornata calabrese, quella del ministro della giustizia Paola Severino, che oggi è prima intervenuta a Palmi alla cerimonia di intitolazione dell'aula della Corte d'Assise al magistrato ucciso Antonino Scopelliti, per poi assistere a Reggio alla consegna di un immobile confiscato alla Cosca Libri da parte dell'amministrazione comunale al tribunale della città. Lo stabile verrà destinato a deposito corpi di reato dello stesso tribunale.